Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni, de sgarbini. È sempre tutto bellissimo, però sai, dopo un po' il troppo storpia, quindi adesso prenderò e andrò via, più che altro anche per farmi la spesa in un supermercato. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Vedi, a volte nella vita, a volte, per carità, a volte, cioè, io ho rotto il piccio, là, il portascopa, ok, un pezzettino di plastica, giustamente, metti, stacca, si è rotto. Ne avevo preso un altro di scorta e io all'epoca pensavo, intelligentemente ne prendo uno di scorta, no, ma ragiona poi, quando poi c'è da confrontarsi con la realtà delle cose, no, c'è della serie tra il dire e il fare. Adesso avrò perso tipo tre quarti d'ora, e il tempo è prezioso più che altro per chi lavora, per cercare sto cacchio di portapiccio di ricambio per la scopa. E questo portapiccio di ricambio per la scopa, oltre ad avermi rubato chissà dove, perché veramente non lo trovo, dello spazio prezioso, ok? Mi ha portato via 45 minuti del mio preziosissimo tempo e costa 50 centesimi neanche, cioè capisci, a volte effettivamente anch'io quella volta quando provavo a assaporare non proprio il minimalismo ma la pulizia dal superfluo, che non so se magari è minimalismo anche quello, bisognerebbe adesso un attimo avere un dizionario, vero CP? Abbiamo minimalizzato troppo anche nel dizionario? E allora per quello ogni tanto facciamo, diciamo, stronzate, per via del peso. Sì, esatto, perché anche il dizionario ruba spazio e c'ava peso. Però CP, mi piace quando i te ciappa in disparte paregate bottiglie da skate, che giustamente cioè, è un gesto carino, come per dire questa l'avevo riservata per te, ci tenevo che la bevessi solo tu, no? Quindi i classici, diciamo, pensierini, no? Però, CP, a uno che beve il tavernello, ma neanche che beva il tavernello per sparagnare, no, perché a volte quando vado al supermercato tracciare il tavernello, un altro non mi cambia un cazzo, quindi. Però no, scherzi a parte, che sennò può fare che sono disfattista, sono di bocca buona, tutto quello che vuoi, ma la differenza tra un tavernello
e un vino da 30 euro a bottiglia, la sento. Cos'è sta roba? Non sei un visto qua, no, che mona! Allora, questo immagino un liquore, tutta ieri che sognavo un liquore, tutti i cosi, cioè che non passo da alcolizzato, però sai quando hai le voglie, ok? Tipo la voglia, avevo anche una voglia di Don Mantovani, siamo anche a Sottomanto, io è vero, SP, segna, è Mantovani, visto il senso Don Mantova. E guarda te, ce l'avevo in camper, che vergogna, che vergogna, che vergogna. Perché qua aprono tipo alle 5 del pomeriggio, hai capito? Quindi ho fatto 20 km in bici in tutti i paesini, tutto chiuso. E ho chiesto, ehi là, che bello, grappa con ortica, no? Ragazzi, so che è bruttissimo questo da dire, però avete visto, eravamo 50 camper, quindi non so quante persone, e è brutto dire che non mi ricordo chi me l'ha regalato. Per me è veramente molto brutto, però apprezza l'onestà, apprezza la sincerità che dico questa cosa, e contemporaneamente però veramente grazie, perché non so, è una roba figa, Dio caro, cioè grappa con ortica, ricetta tradizionale che manchi ha scritto sotto roba tipica, vero CP, con bottiglietta, bella anche sta bottiglietta. Io sta bottiglia, ecco, quindi non solo apprezzerò il regalo, come quella volta il bambino mi ha regalato i biscotti, no, della famosa scatola della nonna, che l'ho tenuta per portare i cavi USB, questa bottiglietta la terrò per mettere l'olio di oliva, perché è veramente bella, cazzo. Pss, pss, pss. Italia, no, viene dal Trentino, ho letto in tua borsetta, quindi grazie, è che avevamo tanti tu dal Trentino, vedi che mi ciava, perché se era solo che uno dal Trentino e ora invece no, cazzo ce ne sono stati tanti dal Trentino. Ah CP, ho letto poi, ci hanno girato che siamo finiti sulla Gazzetta di Mantova per l'invasione dei campi, quindi insomma CP vuol dire che abbiamo fatto una roba fatta pulito? Ho preso la chitarra. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. Oh, Italia, volevo un attimo condividerti, no? Noi mi è stati da un'animo questa avventura, no? Perché tu pensi, no? Ah, quello che io in camper è libero, eccetera, eccetera. Sì, per carità, sì, ok, ma ti ricordi quando io provavo a riagganciarti a questa situazione con i miei ragionamenti passati, che altro non erano che descrizioni della vita reale più che ragionamenti, no? Erano osservazioni. E io ti dicevo sempre, ma guarda che sì, ok, è vero, è figo, però guarda che dopo anni diventa normale, ok? Cosa? Vivere in camper, giustamente, stiamo parlando di quello. E il fatto di essere così adesso un po' in giro per l'Italia, sono qua fermo da, cosa è passato ormai una settimana? No, meno, ero qui da giovedì, eh beh sì, infatti ero qui da giovedì, oggi è mercoledì, quindi sì, 6 giorni, e già mi sono rotto le balle in una maniera pazzesca. Mi sento comunque anche un po' fuori luogo, non è zona mia, non è casa mia, no, perché la casa in fondo è il luogo in cui ti rispecchi, il luogo in cui, non lo so, hai in qualche modo piantato le radici, ossia è il luogo che conosci, che puoi sfruttare in senso buono, no? Per le risorse, per tante altre cose, no? Non so, quindi vedi, io dovrei essere tipo l'uomo più fortunato del mondo, essere qui con la pioggia, l'unico qua in quest'area camper, eccetera, in riva al Po. Però, vedi, non posso mentirti, o meglio, non posso mentire a me stesso. Dopo te, se vuoi che ti conto due o tre palle, te le racconto, ma a me stesso non posso mentire, nel senso che quando sei abituato a poter fare queste cose, hai capito? E dopo vanno a scemare, non hanno più la loro importanza, diventa normale, anzi inizi un po' anche a bramare il caso, no? Perché tutti dicono è impossibile, grazie al cazzo, prova e dopo vedi se è impossibile o impossibile, no? Un po' come quelli, dicevo una volta, che sognavano di andare nell'isola deserta, eccetera, no? Per tutta la vita. Ma neanche per un mese ci starei, porca miseria, perché la gente dice così perché magari poretti devono sempre stare dietro al lavoro, quindi devono rispettare degli orari, e luoghi, eccetera, eccetera, eccetera. Vedono in quest'isola deserta una fuga da questa realtà che gli è scomoda, quindi l'opposto di una cosa che non ti piace inconsciamente è il piacere, no? Hai capito? Ma in realtà piacere non è che necessariamente una cosa per essere opposta deve portare anche risultati opposti, hai capito? E pertanto finisco un lavoretto e vado avanti. Volevo anche parlarti un po' delle batterie al litio, perché adesso DS Tech mi ha montato 400 A, la serie economica, però anche lì
Ragazzi, l'onestà deve essere sempre la prima cosa in questo canale, e per onestà, cioè io ti dico, come faccio a dirti come vanno, ok? Cioè sono batterie, non è che la luce va meglio, fa più luce, è più potente, hai capito? È sempre quelle sono. Durano il doppio di quanto mi duravano quelle di prima, è la stessa serie, hai capito? E quindi niente, ti racconterò ogni tanto come sono di livello, cosa sto facendo, eccetera, eccetera, anche perché l'inverno adesso è appena iniziato, no? Quindi la scarsità di luce, eccetera. Destino vuole che per un motivo, raduni, lavori o altro, sia sempre stato nelle aree camper, e quindi adesso fra 2 giorni si ritornerà a utilizzare la libera. Vero anche che io una volta ero più stanziale, adesso col discorso di clienti di qua, clienti di là, comunque muovi il camper. Siccome io vado via molto piano, perché a me piace, sono fatto così, e il DC-DC, che io vada via ai 60 all'ora o ai 10 all'ora o anche che stia al minimo, mi carica 30 ampere, hai capito? 30 ampere ora, e quindi insomma, volendo o non volendo, anche spostandomi, ho una bella ricarica forte delle batterie, quindi parete erano sempre sul 90-100%, cacchio. Vedremo dai quest'inverno. Poi anche il discorso dell'isolamento, non ne abbiamo parlato più volte, della nostra struttura genetica e pertanto mentale, che ci porta, che ce la raccontiamo o che non ce la raccontiamo, a dover stare insieme agli altri. Non è una scelta culturale, non è una scelta abitudinale, ma è proprio una scelta fisica, perché la genetica è fisica, ragazzi, non fisica nel senso i protoni, i neutroni, no, fisica nel senso materiale, cioè perché la genetica è un qualcosa di scritto nella materia del cervello, hai capito? E pertanto siamo obbligati, dopo un tot ovviamente, perché 2 o 3 giorni di isolamento ovvio che fanno sempre bene, da sempre, ok? Un po' come quando vai a dormire, serve a ricaricarti, però come non puoi dormire per sempre, non puoi neanche stare isolato per sempre, o meglio, non puoi continuare a mentirti a lungo che essere isolati fa bene. Ci ha provato il buon Toro, insomma, ci ha insegnato, come ce l'hanno insegnato tanti altri. Sono cose che intellettualmente forse non si possono capire, a meno che non si è dotati di una buona immaginazione, ok? Unita all'umiltà. L'umiltà è quella cosa che significa il mettere a tacere le proprie convinzioni per un attimo, per metterci sopra o quello che ti provano a spiegare gli altri, oppure la fantasia, ossia l'immaginazione. Quindi io ti dico, non puoi contestare tutto quello che io ho detto, provalo e la risposta ce l'avrai da solo. Pertanto, resta 2 o 3 mesi, magari sempre nel stesso posto, da solo, senza anima viva. È una tortura cinese, non è libertà. Comunque spero che tu hai guardato questo video da solo, perché metti avevi la moglie dietro qualcuno, cioè pensa che idea si fanno di te, di uno che sta a 10 minuti, un quarto d'ora a sentire uno che mangia il ciupa ciupa dentro un camper. Sotto a piova. E dici P, tu hai fatto una passeggiata in questo paesino qua, e questo è il nonno che ci stava venendo addosso, che nonostante la friccia eravamo già partiti, lui ha deciso comunque di sorpassarci. Io ragazzi vado a dormire nel parcheggio di Este, c'è un bel parcheggio gratuito, se non ricordo male si era Este, che c'è anche il rubinetto, c'è un carico e scarico, e così lavo il CP, poretta, vabbè che spuzza di alito, però approfittiamo, la laviamo tutta, porca miseria che spuzza. Qua siamo a Montagnana e niente, acceleriamo che qua è pieno di zingari. Ho visto che il gasolio dappertutto adesso è 1,60 euro minimo, però cazzo, potevano svegliarsi prima, cioè tra tutti i lockdown, Green Pass, tutte ste robe che distraggono il popolo, no? Potevano metterlo prima. È vero che adesso va bene, pochi ci stanno facendo caso, ovviamente non vedo proteste in strada, non vedo scioperi, però ciao, se i soldi che hanno perso, occhio qua, se non fa scena il castello di Montagnana di sera, guarda che robe che io sto guidando, non vedo, aspetta, controlla, dimmi se è figo, se no, 1,579 era qua, l'oro, e cacchio, e sia, vedo tanta gente che mi fa i fari, ma non capisco perché, non ho i fari alti. Guarda, ti tiro su anche il finestrino, guarda, che spettacoli, di sera, con Sigma 16, bello Sigma 16 per le notturne, vedi,
tutte ste robe, guarda che effetti che fa, vero CP? Ah, cosa dici? C'è una testa nell'oscurità, quello è il CP, quella cosa nell'oscurità è il CP. Ah Dio, cosa ho letto? Un cartello ateo, in quanto incita tantissimo alla bestemmia. Allora, multe, rincari di tutto e di più per tutte le fantasie per quanto concerne il mondo dell'inquinamento, no? Perché insomma adesso passiamo il termine che Singano vuole utilizzare in quanto abbastanza seccato, è un po' quasi una moda, no? Il discorso dell'inquinamento è una moda perché? Perché, fatto questa doverosa premessa, io mi leggo poi bonus incentivo rottamazione televisione, cioè invece di fare il bonus diciamo per il riciclo delle vecchie TV mettendo dei decoder eccetera eccetera, no, si incentiva la rottamazione della TV perché adesso c'è questo nuovo segnale, no, dicono, no, allora invece di attaccargli in HDMI o nella SCART o nell'RCA un cacchio di decoder, perché ricordiamoci che la TV altro non fa che visualizzare e basta una cosa, un segnale che sia dato dall'antenna TV, da un lettore DVD o da un lettore di cassetta, è sempre segnale A. E niente, bonus rottamazione, hai capito? Alla faccia l'inquinamento. Che bello, il centro di Este! È bello Este! Ah no, sei sotto Padova, mi tocca parlare in paduano. Minchia, tutta sta gente, no, non ti puntino Este perché era già stato fatto dal ritorno della Francia. C'è il castello di Este, è molto carino, vai a vederlo. Ah, aspetta, forse non c'ero mai stato. Allora è a pagamento, digli col cazzo che ti pago. Parcheggio camper, vabbè, metto qui il camper e ho direttamente la cosa. Ok, sì, adesso parcheggio più avanti si può, l'acqua funziona, incredibile, ho scoperto una cosa nuova, non c'è mai stato. Ragazzi, anche la 220, quindi sì, e anche oggi si fa la recensione alle batterie della DS Tech domani. Certo che aspirare 400 ampere, aspirali tutti te, vabbè, coperta del CP, anche non vi parliamo. Arrivo, porta pazienza, altro motivo perché adoro la doccia separata, ferma lì. Adesso ci asciughiamo, ferma lì, mamma che obbediente, sto cane è troppo bravo. Boh, chiudo perché è troppo brava. Come si sta profumati, amore? Oh, perdi una quantità di pelo sto cane che è una roba incredibile. Si sta bene adesso, con la copertina girata, pulita, È bella pulita. Adesso vado a pulire il disastro in bagno. Ciao! Un'altra cosa che faccio sempre nelle aree camper è pulire a fondo il bagno o doccia, quindi minimo un serbatoio va via e puoi immaginare. Un'altra cosa importante per i maschietti che riguarda la pulizia del camper. Allora prova a immaginare, no? Una ragazza, una bella topa che entra nel tuo camper, soprattutto nel bagno, che è una cosa molto molto particolare, estremamente personale e intima, ok? E trova tutto pulito, lindo, e magari trova anche questo asciugamanino arrotolato, guarda, messo qui, che serve per tenere, oltre pulito, sempre anche asciutto, ok? Il piano del lavandino, e lei automaticamente dice: aspetta che gli elargisco la vagina, cioè proprio una cosa che succede così nella mente delle ragazze. Se ti senti in qualche modo offeso dal fatto che Singano tiene i corsi di pulizia in camper, tenga sempre in considerazione i camper che ho visto prima di prendere Scarosso e com'era conciato Scarosso, e prima di prendere Pulmin e com'era conciato Pulmin. Quindi altro che guide di pulizia, cioè sono corsi di sopravvivenza batterica. Perfetto, splendido, splendente. Quindi ricordi sempre Italia. Ma sì, scusa, perché credi che Rocco Siffredi abbia tutta quella vasi? Perché ha il pistolone grande? Ma no, perché ha il bagno pulito. Dopo, se spassa la voce che va al bagno pulito, gli hanno fatto fare l'attore. Io oggi, esatto, dato che sono ciccione, no scherzarino, offerta del 50%, rifaccio la recensione dei Next Level Burger. Mi erano piaciuti molto i burger vegetali, però non so quanto genuini siano, per carità, sempre meglio della carne, per quello vabbè, non abbiamo dubbi, però non scendiamo nei dettagli perché non puoi mai tramandare queste cose, volevo dire insegnare, ma fa brutto, quindi contrammandare no, risulta più facile, perché gli italiani sono un popolo di estremisti, ossia i vegani, i vegetariani diranno sì, hai ragione al 1000% su qualsiasi cosa succede, maledetti che altre chi morisse impestai. Stessa cosa, ok, i carnivori, chiamali come vuoi, diranno
dicono no, assolutamente non è vero, è torto, eccetera, eccetera. Quindi la via di mezzo non c'è mai. Io credo, ma adesso va bene, no, che sembra brutto che tipo mi lodo e mi sbrodo, però vedi, io anche da non vegano, e ci ho fatto anche il periodo tuttora da non vegetariano, riconosco che è inutile mangiare carne, è anche molto dannoso, quindi non solo per gli altri esseri viventi, ma anche per te. E questo è bello perché, ripeto, vedi, lo dico da non vegano, non vegetariano, quindi è veramente una fortuna rendersi conto della verità, di come sta andando il mondo, senza sentirsi sempre in colpa o in difetto, no? Sì, c'è sempre da mantenere, vero CP, sta sorta di coerenza. Cioè, tipo, facciamo un esempio, io uccido i gatti, un esempio, non li uccido, e vado a dire in giro che è sbagliato uccidere i gatti. E allora dopo tutti ti dicono, ma cosa dici tu che uccidi i gatti? Che cazzo c'entra, porca puttana? Io non posso comunque sbagliare e rendermi conto dei miei errori. No, ok, funziona così. Un'altra cosa, però, volevo recensirti il cane, sì, non il mio, il cane in generale, sì. In quanto, no, cioè recensirti, dati un trucchetto di queste robe che hanno i cani. Sai che questi cani durano molto poco, no? Allora io ogni tanto mi immagino tipo di quando sarà morto questo cagnaccio e lo tocco, sento che è vivo, si muove, c'è del calore, il battito del cuore, eccetera, no? E gioco tra presente e futuro, hai capito? Cioè faccio un salto nel futuro quando non c'è più e allora ritorno indietro nel passato che è il mio presente, la coccolo, me la strizzo, vero CP? Sì, e ultimamente ne avrà anche le palle piene perché dice non ne sa mai respirare, se sempre che me tocca, me caressa. E questa è la mia divisa di questa sera, ma più che altro volevo offrire, no, ai voyeur che passano un qualcosa di serio da guardare, oppure me c'appa una denuncia per pacchi estremi in luogo pubblico.